Questo video è molto importante perché va a segnare un punto molto importante per la mia vita. Il raccontarvi un mio traguardo, no? Il raccontarvi un po' il processo che mi ha portato dalla povertà a realizzarmi, a riuscire ad essere soddisfatto della mia vita. Il titolo è chiaro ed è anche molto forte perché quando si parla di soldi, spesse volte uno non riesce poi a capire per bene il valore, ok? Cerco di spiegarmi meglio. Io ho vissuto la povertà, come ben sapete, e ricordo ancora quando mio padre mi disse, stavamo tornando a casa, mi disse ho solo 20 centesimi in tasca e non avevamo né soldi per mangiare, per fare la spesa, per pagare l'affitto, perché poi ci hanno dato lo sfratto e ci hanno buttato fuori casa. Abbiamo fatto debiti, abbiamo vissuto veramente la povertà. Io ho toccato la fame, ho capito e ho vissuto la fame, il tornare a casa e non trovare del cibo o trovare il cibo del giorno prima. E quindi bisognava accontentarsi, bisognava semplicemente andare avanti per quello che riuscivamo a fare e sembrava non esserci mai una soluzione. Sembrava che la nostra vita era destinata ad essere quella, a vivere nella povertà e i discorsi di ogni giorno erano sempre come possiamo fare, come dobbiamo pagare la bolletta, come possiamo pagare l'affitto e soprattutto come possiamo mangiare. Non ci stanno soldi, non ci stanno soldi, non ci stanno soldi. E questo mi ha accompagnato per diversi anni della mia vita, anche negli anni in cui voi magari già mi conoscevate. E pensate che io ho iniziato a fare video nel 2014 e dovete sapere che io dopo 2 anni, dal 2014 al 2016, io ero conosciuto già da tutta Napoli. Le persone mi fermavano per strada per farsi una foto, ma non sapevano che a casa mangiavo con i pacchi della Caritas. La popolarità che io ho avuto non mi ha dato, no? Quel modo di riuscire a guadagnare subito dei soldi per poi riscattarmi e per poter aiutare la mia famiglia e me stesso. E questo l'ho fatto per 2 anni dove io ho guadagnato all'incirca 100 euro al mese, riuscivo a guadagnare. Nonostante tutto facevo sempre video ogni giorno, senza mai saltarne uno. Perché per me, oltre che una prova, un tentativo di uscire da quella situazione che vivevo, era anche la mia passione, un punto di sfogo, anche perché stavo male con la depressione, con l'ansia. E quello per me, la parrucca e il fare video comici, era diventato proprio un obbligo e un dovere, perché mi faceva stare meglio, mi faceva stare bene e anche solo per un attimo mi andavo a discostare un po' da quello che vivevo, ok? E nello stesso tempo però speravo in una soluzione che poteva magari arrivare, no? Da Carolina, da un mondo, cioè dal mondo online, che era sconosciuto. Cioè, chi poteva mai pensare 10 anni fa di lavorare online? Era una fantasia ed io avevo questa fantasia che oggi è diventata realtà. È stata complicata, ma sono arrivato a un certo punto, come leggete dal titolo, a raggiungere risultati enormi, inaspettati per me. E leggete che adesso riesco a guadagnare anche più di 10.000 euro in un mese. Anzi, forse siamo arrivati nel mese di settembre scorso, in un solo mese siamo riusciti a fare più di 100.000 euro. Cifre che per me sono impensabili. Pensate che la prima volta che mi è capitato di vedere un 10.000 euro in un mese, io sono stato male. Sono stato veramente molto male. E Angela, la mia compagna, lo sa. Cioè io mi sentivo male, mi sentivo a disagio per un qualcosa che non era troppo lontano da me e non credevo mai possibile. Avevo paura dei pregiudizi, avevo paura del fatto di quello che si dice sempre in giro, i soldi ti rendono cattivo, i soldi sono l'origine di ogni male, cioè tutte queste credenze, no, che uno va a conservare dentro la propria testa, mi hanno portato poi a guadagnare questi soldi ma a sentirmi male nel momento in cui li ottenevo. E quando poi sapevo che potevo fare sempre di più, la mia paura andava a salire. Lo so che sembra strano, ma io l'ho vissuto in questo modo perché avendo vissuto la povertà, no? Avendo toccato con mano quella sofferenza, guadagnare poi queste grandissime cifre in un mese solo, mi ha portato ad una confusione incredibile, a stare male. Oggi vivo completamente guadagnando online, ho un'azienda e infatti vi voglio spiegare un po' cosa faccio, cosa mi permette di guadagnare queste cifre, ok? Partendo da un presupposto che io non ho un posto fisso, non ho uno che mi paga cioè non ho un fisso mensile. Il mio guadagno va in base al mio impegno e a ciò che riesco a costruire ogni giorno, ok? E quindi
è tutto molto variabile, tutto molto variabile. Quello che faccio io, quello che ho fatto è creare un'azienda che si occupa di creare prodotti digitali per poi rivenderli. I prodotti digitali sono videocorsi di formazione, possono essere ebook, quindi libri digitali che si possono leggere dal telefono, possono essere software, quindi programmi, app, tutto ciò che è digitale, che può essere trasferito, è un prodotto digitale. Pure un'immagine, un video è un prodotto digitale. Io mi occupo di creare questi prodotti per poi rivenderli. Lo faccio per me stesso, quindi avendo creato un'accademia di trading con un trader professionista, abbiamo creato questo prodotto, questo videocorso di formazione, e poi l'abbiamo venduto e quindi portiamo avanti questo progetto. Ma in parallelo aiuto anche esperti a realizzare un loro prodotto per poi rivenderlo. Quindi se c'è uno psicologo, un personal trainer che fa il suo lavoro sui social e quant'altro per farsi conoscere, ma non sa creare il suo prodotto, ad esempio un videocorso su come dimagrire in tot tempo, oppure come imparare determinati esercizi per fare, ok? Quindi questi infoprodotti, perché vengono definiti così, li creiamo e poi li andiamo a rivendere. Tutto ciò, tutto questo che in breve vi ho riassunto è frutto di anni di studio, anni di fallimenti, anni dove io mi sono sentito perso nonostante facessi Carolina, nonostante mi chiamavano per fare spettacolo e quant'altro. Sono stato sempre un ragazzo che ha avuto sempre tanta voglia di fare, voglia di mettersi in gioco, ed è stato un po' questo a non farmi mai smettere di costruire, di fare tanto altro nella mia vita. Ho rinunciato a tante cose, dovete sapere che io quando ho cominciato a fare video di Carolina ho abbandonato amici, ho abbandonato abitudini, ho abbandonato feste, divertimento, sfizi, ho abbandonato tutto per raggiungere un mio obiettivo, quello di essere libero da ogni problema che riguardano i soldi, ok, in sé per sé. Avendo subito sulla mia pelle quello che significa non avere soldi per mangiare e per fare le cose basilari, è come se io avessi una paura di ritornare in quello stato. Ho dato tutto me stesso nell'andare a studiare, ho comprato percorsi di formazione di migliaia di euro, ho speso 2000 euro pure per un videocorso di formazione, 2500 euro un altro videocorso, dove mi sono formato sull'ambito del marketing, sul mondo online in generale, sugli investimenti, su tantissime cose. E questo è un qualcosa che nessuno sa. Ok, nel video precedente ho accennato sta cosa che le persone dicono chi ste bella e buona, che fa Carolina, si mette a fare una cosa, si mette a fare l'investimento, ma chi ti crede? E il punto è questo: nel momento in cui mi mettevo la parrucca e facevo Carolina, quando me la toglievo, mi chiudevo in casa a studiare, mentre gli altri sabato sera stavano a divertirsi, mentre la domenica si doveva uscire, io non uscivo, quando a Natale si doveva festeggiare, io facevo sempre, lavoravo sempre, studiavo sempre. Tutt'oggi, ragazzi, tutt'oggi che io potrei dire non me ne fotte più di niente, ho fatto i soldi. Io tutt'oggi, quando mi siedo in auto e devo fare 20 minuti di macchina, io mi ci metto nelle orecchie un audiolibro per imparare, per istruirmi, per studiare ancora, per imparare qualcosa che non so. Perché lo studio è diventato parte integrante della mia vita, detto da me, che ho la terza media, detto da me che ho odiato con tutto me stesso la scuola. Oggi, ogni giorno, studio e imparo sempre qualcosa di nuovo. Per me era doveroso condividere con voi questo mio traguardo, perché io ho parlato spesso della mia povertà con voi. Ho fatto video dove vi ho raccontato della mia vita, di mio padre, di tutto quanto. Ed io sono la prova e la dimostrazione che nella vita tutto è possibile. Meno male che è tutto documentato, pure se scrivete famiglia Migliaccio Sfratto su Google vedrete gli articoli che parlano di me, della mia vita, della mia famiglia e della povertà che abbiamo vissuto. E adesso dire che guadagno più di 10.000 euro al mese è un qualcosa di assurdo, un qualcosa che se lo racconti nessuno ti crede. Ed infatti è difficile da credere. Però, come vi dicevo, il mio è stato un percorso fatto di molte rinunce, tantissime rinunce, tante rinunce. Ho rinunciato a tante cose, a cose che magari nessun giovane, nessun ragazzo sarebbe disposto a rinunciare. Io ho lasciato amici e mi dispiace. Mi dispiace perché avrei voluto vederli di fianco a me in questo percorso che sto facendo, con questi risultati che sto ottenendo. Però è questione di scelte. C'è chi sceglie di rinunciare al beneficio istantaneo del momento per un beneficio magari del futuro. Ed io sono fatto così, un po' per gli insegnamenti di mio padre. Mio padre ha improntato la sua vita solo su un lavoro. Io
Potevo fare la stessa cosa con Carolina, potevo dire sono Carolina, ma chi muffa fa? Tanto a fare le feste mi chiamano le persone, campo pure io, a pagare mi pagano, faccio più video e sto a posto. Non è per me ragazzi, non è per me perché sono uno che ama ricominciare sempre da zero e non ho paura di farlo. Anzi, ci tengo a specificare una cosa molto importante. Questo mio video ha uno scopo ben preciso. So che molti di voi mi seguono da 10 anni e quindi è importante trasmettervi questo messaggio. Studiate. Veramente ragazzi, studiate, ma attenzione però, aspettate. Quando dico studiate, non dico andate a scuola e studiate. Quella è la scuola, è lo standard, è quello che tutti fanno o quello che tutti ti vogliono far fare. Quando io dico studiate, dico crescete a livello personale, crescete come persone, acquisite competenze. Quando vi dico studiate, non vi dico cercate di capire Garibaldi quando è morto e che ha fatto prima morire. Non ce ne fotte Garibaldi che ha fatto. Non ce ne importa la storia. La cultura, sì, ma sapere che è successo, non ci interessa, perché tutto quello non ci fa mettere il piatto a tavola. Tutto quello non ci fa guadagnare più di 10.000 euro al mese. Vi ripeto, ho la terza media. A malapena so fare 1+1. Quello che vi può salvare, quello che vi può aiutare, vi parlo a voi che siete giovani, che avrete 20 anni, 25 anni, che state cercando una via nella vostra vita. Quello che vi può salvare realmente è la conoscenza, è la competenza, il fatto di saper fare una cosa o di saper fare più cose, non una sola cosa. Una cosa che fai adesso, un domani, tra 10, 20 anni, 30 anni, potrà non valere più, come è successo a mio padre. Mio padre ha fatto un solo mestiere per tutta la sua vita e non gliene faccio una colpa. Erano altri tempi e va bene, però lui mi ha insegnato una cosa, anche indirettamente, che se fai sempre solo un lavoro, che se sai fare sempre una sola cosa, senza mai formarti, senza mai continuare ad aggiungere alla tua vita, alla tua persona, una crescita, un'evoluzione, guarda il mondo, si evolve, va avanti, tu devi evolverti insieme al mondo, devi essere una persona adatta al mondo che stai vivendo, se no rimani indietro e ti ritrovi a dire lo Stato non ci aiuta, non c'è sta fatica e basta. Quello che facevo pure io, me la prendevo con lo Stato. Quando poi mi sono chiesto, ma se c'è uno che guadagna tanto e ci sono io che guadagno poco o che vivo la povertà, lo Stato che c'entra? Cioè, perché lo Stato dovrebbe far guadagnare a quello di più, a me niente? Fa preferenza lo Stato? Non fa preferenza. Cioè, non credo che prende delle persone a caso e fa preferenza. Ma quello che fa la differenza è la vostra persona, la vostra crescita, quello che sapete fare. Ed è quello che ha fatto la differenza nella mia vita. Mi ci potete mettere, anche partendo da zero. Mi date solo un telefono in mano, solo un telefonino. Io in un mese riesco a fare di nuovo queste cifre. Perché ho studiato, perché ho sacrificato il mio tempo per apprendere delle informazioni. E le ho fatte mie. Ho imparato dei mestieri. Ho imparato a fare delle cose. Ed è quello che fa la differenza. Quindi, voi giovani, voi ragazzi, lasciate sto bar. Non perdete tempo fuori al bar. Non perdete tempo in da sala gioca. Non perdete tempo con persone che non vi ispirano e non vi danno niente. Non aggiungono alla vostra vita. Datevi da fare, ragazzi. Adesso, che siete magari giovani, che siete ragazzi e lo potete fare, datevi da fare adesso. Rinunciate anche adesso. Rinunciate. Non vi preoccupate perché il tempo ci sta. E quando decidete, poi rimane severo, o rimane, arriva. Il domani arriva. E quando arriva o rimane, e tu non hai investito nel tuo domani, so cazzo amaro, giù. Perché l'ho vissuto sulla mia pelle non appena avevo fatto 18 anni. E l'ho vissuto sulla mia pelle. E forse per questo, grazie a quella sofferenza, grazie a quella povertà che ho vissuto, mi sono ritrovato in una condizione di non voler più accettare di vivere quella cosa. Ed ho fatto di più, ed ho fatto sempre, rispetto magari a qualcun altro che ha avuto sempre piatto a tavola. Io piatto a tavola, ci sono state volte che non l'ha già avuto. E forse è per questo che mi sono dato da fare. E ci ho creduto più degli altri, più di chiunque altro. Più delle persone che mi stavano intorno. Ero l'unico. Erano cretini che si mettevano una parrucca in capo. Per fare cosa? Per fare un qualcosa in cui nessuno credeva, ma che vedevo solo io. Tutt'oggi sto dicendo, ho fatto Carolina, ho fatto video comici, nonostante tutto sono ripartito da zero creando qualcos'altro che non esisteva nella mia vita, che va al di là di Carolina, che va al di là di tutto ciò che avevo già costruito in 10 anni. Mi sono rimesso in gioco ripartendo da zero e l'ho rifatto. Sono riuscito a crearmi un nuovo lavoro, delle nuove entrate, partendo da zero e non mettendo in mezzo Carolina. Ed è per questo che vi dico che tutto si può fare. E lo scopo di questo video è semplicemente per dirvi questo, per dimostrarvi con dati alla mano,
oramai conoscete la mia vita, sapete tutto di me, dovete sapere anche questo, perché se ho raggiunto sto traguardo voglio che deve essere uno sprono per tanti ragazzi, uno stimolo per riuscire a fare di più, per iniziare un qualcosa. Ad ogni modo, io sento di volervi dare una mano, parlo sempre ai ragazzi, io ho questa fissazione, amo dare una mano ai ragazzi che hanno 20-21 anni, che vogliono fare qualcosa, io amo dare una mano. Quindi in quello che io posso fare cerco di darvi una mano. Ho dei percorsi di formazione gratis che vorrei regalarvi, che riguardano varie cose che però magari ne parliamo più in là. La mia intenzione non è vendervi nulla. Il mio raccontarmi qui su questo canale riguarda solo una condivisione, ok? E se non altro la condivisione di cose che magari possono tornarvi utili e magari ricevere in cambio il piacere e la gratitudine di aver dato una mano a qualcuno, che magari quel qualcuno potevo essere io 10 anni fa, dove nessuno magari mi ha dato una mano. Quindi il mio piacere è questo. Detto questo, spero possiate apprezzare questo video, le mie parole, nel raccontarvi quella che è oggi la mia vita, come ho fatto 10 anni fa nella povertà, lo faccio adesso dove vi dico che non mi manca niente. Soldi non mi mancano, ringraziando Dio, ma se non mi mancano è perché ho fatto sacrifici, ho lavorato, ho studiato e tutt'oggi continuo a studiare, sempre. Vi voglio bene ragazzi, vi porterò altri video dove vi racconterò altri lati della mia vita, altre cose che magari ci porteranno a conoscerci meglio. Poi all'improvviso esce pure Carolina.